Oggi si celebra San Corrado. Il nome Corrado è medievale, deriva dal tedesco e significa coraggioso nelle decisioni. Oggi, 26 novembre, è la giornata mondiale dell'olivo. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'UNESCO ed il COI, cioè il Consiglio Oleicolo Internazionale. È stato creato nel 1959 e raggruppa attualmente il 94% dei paesi produttori di olio d'oliva e olive da tavola. Il compito principale è quello di garantire più controlli sulla qualità dei prodotti per tutelare i consumatori. L'olivo, originario del Mediterraneo, è una risorsa naturale per le comunità rurali e rappresenta occupazione e sicurezza. Il 26 novembre del 1942 venne proiettato in anteprima mondiale il film Casablanca, candidato agli Oscar per 8 statuette. Oggi è il più trasmesso in assoluto dalla TV americana, ma prima della sua realizzazione il successo era tutt'altro che previsto. La Warner Bros. Infatti non aveva investito una grande somma e gli stessi attori si erano lamentati della trama. Ma come funzionano i motori a 4 tempi? 4 è anche il numero delle fasi di lavoro, che sono aspirazione, compressione, esplosione e scarico. Una produzione regolare di energia viene consentita dall'utilizzo di più cilindri contemporaneamente. Tali motori risultano scomodi per alcuni semplici impieghi. Infatti in macchinari come i tosaerba vengono usati i motori a 2 tempi. Buongiorno ai 12, una luna in acquario molto libera e indipendente tenta di smorzare le tensioni di Urano in Toro opposto al Sole e a Venere. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi questa luna porta un allegrandante che userete molto bene, vi piacerà molto lavorare di squadra e oggi soprattutto vedrete molti amici. È un'ottima giornata per iniziare a fare degli sport, per proporre comunque un progetto di gruppo e per sentirvi a posto in tutti i luoghi che amate. Venere un po' distante cerca un po' di comunicazione. Toro, per voi oggi la luna è una luna di quadratura e pur tenendo a bada assieme a Plutone un Urano nei vostri gradi che proprio non ne vuole sentire di stare calmo, riuscirete comunque a trovare una mediazione importante che riguarda voi e i vostri familiari. Gemelli, la vostra giornata oggi procede con un Marte decisamente più smarcato e anche un po' più debole, non è attaccato agli altri pianeti, sì, solo un po', vi fa notare che c'è un problema assolutamente irrisolvibile. Intanto un'attrazione molto intrigante parte per qualcuno. Cancro, la vostra giornata vede una luna molto fantasiosa e voi ne ricevete gli influssi proprio perché il vostro Giove, che si connette a tanti altri pianeti, ha voglia di ambizioni, è famelico di novità, ha voglia di emozioni. Oggi siete entusiasti e incontenibili. Leone, la vostra giornata procede con una luna d'opposizione. L'opposizione oggi è netta, non è una luna poi così perniciosa assolutamente, però dovete cercare di medesimarvi un po' più nell'altro e capire che probabilmente ci sono delle valutazioni in cui avete bisogno di aiuto, ci sono dei lavori in cui avere un ottimo complice sarà fondamentale e accadrà. Vergine, per voi oggi è una giornata molto ma molto fantasiosa, aggiungerete agli impegni della vostra agenda novità,
brio e soprattutto entusiasmo per delle cose divertenti che accadranno in ambito lavorativo. Bene in amore si comunica di più. Bilancia, la vostra giornata oggi vede un Marte sì dalla vostra parte, ma per niente bellicoso. Oggi è una giornata in cui esprimerete carisma, esprimerete equilibrio, forza, calma e la luna, amica in trigono, vi darà ragione e anche negli affetti vi farà essere armonici. Scorpione, per voi oggi la luna è un po' fastidiosa, procede tutto abbastanza bene, ma Urano e la luna riservano sorprese in continuazione. Vorreste semplicemente essere più sicuri e più stabili sia al lavoro che in amore. Sagittario, per voi oggi la giornata è molto dinamica e fluida, proprio perché la luna vi porta a esprimervi, a parlare e soprattutto a sapere di essere forti, un po' cocciutamente con quel Marte che avete nei vostri gradi, ma Marte che non ci sarà bisogno di utilizzare, basta semplicemente fare sentire il carisma delle vostre parole. Capricorno, a proposito di carisma, ecco, la luna continua a stupirvi con degli effetti speciali che non vi aspettavate. Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, Saturno è in gioia, che volete di più? Godetevi la vita e siate ambiziosi. Quel Giove in opposizione prima o poi dovrà spostarsi da quella posizione un po' dispendiosa per le finanze per adesso. Acquario, la luna oggi imperversa nei vostri gradi, portando un trigono che addolcisce proprio il vostro pianeta Urano, calmandolo un po' e facendovi riappropriare delle sue energie. Quindi cambiamento, velocità, forza di decisione espressa con grande velocità. In amore accade che qualche incontro potrebbe farvi ricordare di qualcosa, di qualcuno del passato e soprattutto vi riporta indietro con la memoria. Pesci, giornata oggi che vede la luna muoversi dandovi delle idee di interazione. I trigoni peraltro che sviluppate con Mercurio e Venere e Giove vi danno l'opportunità di curare qualcosa di interessantissimo a livello lavorativo, dove potreste interessarvi di qualcosa di più comunicativo. In amore, ottimo e intrigante il dialogo con il partner. Il 26 novembre del 1941 il presidente Roosevelt firmò un decreto che stabilì il quarto giovedì di novembre come il giorno del ringraziamento, in segno di gratitudine per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. Il piatto principale è il tacchino ripieno. Strettamente collegato è il Black Friday, il giorno di grandi sconti che avviene il venerdì successivo. Avete mai sentito l'espressione alle calende greche? Beh, questo è un modo di dire molto colorito per intendere che qualcosa non accadrà mai, perché le calende in realtà non esistono nel calendario greco, ma solo in quello romano, dove indicavano il primo giorno del mese. Ricordatevi questa espressione, potrebbe esservi utile in situazioni in cui qualcuno fa promesse improbabili. La matta di oggi è Florence Foster Jenkins. Si esibisce in una delle sale da concerto più famose al mondo, quando ha ormai 76 anni. Il problema è che la Jenkins è stonata, ma può trovarsi lì perché è una ricca ereditiera e questo le permette di comprare il suo pubblico e la stampa affinché parlino dei suoi concerti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. L'appuntamento di oggi termina qui, ma vi aspetto domani per una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco per scoprire nuovi modi di dire e nutrire la nostra curiosità. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.